Buongiorno a tutti, benvenuti al sesto appuntamento Accendiamo l'imprenditore, che sono momenti di approfondimento gratuiti per gli imprenditori che stanno al passo. Io sono Stefano Balbinot, sono il vice segretario di Rete Imprese Dolomiti e do il benvenuto a tutti quelli che sono qui in diretta ed eventualmente anche chi guarderà gli spezzoni o il convegno per intero in internet. Oggi trattiamo di 4 argomenti. Il titolo del convegno è Scegli di scegliere. Nulla di più azzeccato nella giornata proprio del 30 settembre, che è anche una data molto importante per le associazioni, eventualmente perché dà l'opportunità di presentarsi e presentare eventualmente i propri servizi. Per questo, come da sempre, in questi incontri mensili abbiamo la collaborazione anche di OSM Partner Belluno, che è qui rappresentata dal dottor Stefano Perale, che introdurrà un tema che è Imprenditore motivati per avere collaboratori motivati. In questo periodo storico avere collaboratori motivati è molto importante, avere anche imprenditori da motivare, diciamo, o comunque motivati è altrettanto importante. La seconda parte invece è spiegata dal dottor Emanuele Colazzol, che è dell'area manager di Geo Nord-Est, una società che si occupa di contrattualistica energetica e del gas, e parlerà del nuovo rinvio al 2022 per la fine del mercato tutelato. Ditemi? No, ok. Poi avremo l'intervento anche di Thomas Argenta, che è referente provinciale di Solidarietà Veneto come fondo pensione, che dirà dell'importanza anche per i titolari, per i lavoratori autonomi con e senza cassa previdenziale, di avere un futuro al sicuro tramite proprio Solidarietà Veneto, che è un servizio che facciamo qui anche tramite la nostra associazione Rete Imprese Dolomiti. Verrà presentato anche la parte relativa alle convenzioni in essere col patronato e il CAF UNSIC di Belluno, che collabora con Rete Imprese Dolomiti per dare i propri servizi ai propri soci. E come ultimo, ma non meno importante, Marco Feltrin, che è titolare di Flash Factory, che propone un tema: dal progetto allo sviluppo ci sta l'analisi. L'analisi è il vero valore non considerato. Allora, io direi, se è possibile, Stefano, incominciare, no? Dico a tutti eventualmente se è possibile abbassare il microfono, condividi pure la tua presentazione, Stefano, ed eventualmente dopo riporterò i tuoi contatti anche in sovraimpressione quando il filmato sarà da editing. Ok? Perfetto. Voi continuate a sentirmi? Forte e chiaro. Bene. Allora, allora innanzitutto una precisazione sul titolo. Il titolo è Imprenditore motivati. Manca l'accento, però parte proprio da questa differenza. Se fosse al plurale sarebbe un generale imprenditori motivati. E invece così, letta così, dà più l'idea dell'invito, motivati, cioè muoviti, fai qualcosa. E questo perché? Per avere dei collaboratori motivati. Questo perché? Perché innanzitutto la prima roba che vorremmo chiederci è: chi sono le persone con le quali vorresti davvero lavorare? Io sono convinto che se potessimo aprire una discussione anche solo su questa domanda, sicuramente verrebbero fuori risposte legate alle competenze delle persone. Persone che sanno fare il loro mestiere, che lo sanno fare bene, che non si tirano indietro di fronte alle difficoltà,
ma poi andando a guardare bene, probabilmente le persone con cui vorremmo lavorare hanno più delle caratteristiche legate ai loro comportamenti, alle loro attitudini, alla loro capacità di stare con gli altri, di rispondere nei momenti di difficoltà, più che non alle singole competenze. Però forse faremmo un po' di fatica a definire magari chiaramente quali sono le persone con le quali vorremmo davvero lavorare. Sotto certi aspetti ci verrebbe più semplice dire quelle con cui non vorremmo lavorare, le persone con cui non vorremmo doverci trovare a discutere, a ragionare. E qui la cosa si fa sotto certi aspetti più semplice, perché la nostra esperienza quando siamo in azienda ci ha insegnato che innanzitutto, soprattutto, le persone che non vorremmo avere nella nostra azienda sono le persone demotivanti, cioè tutte quelle persone che hanno perso l'energia positiva, quelle che solitamente definiamo le persone spente, le persone stanche, le persone annoiate, quelle che sembra che fare un lavoro, farne un altro sia per loro uguale e tutto sommato potessero fare a meno di farlo, sarebbero ancora più contente. Quali sono probabilmente le caratteristiche di queste persone? Beh, sono persone che molto probabilmente hanno avuto a che fare con dei fallimenti, con delle sconfitte, o in termini aziendali, perché magari pensavano di fare carriera o chissà che cosa, e invece sono sempre allo stesso punto, oppure anche questioni personali, perché magari per quanto diciamo che dobbiamo tenere distinta la sfera personale da quella del lavoro, è indubbio che quello che succede nella nostra vita di tutti i giorni poi ha delle ripercussioni anche nella vita del lavoro. Ci sono a volte delle storie personali legate alla famiglia, oppure semplicemente dobbiamo dire che sono persone che con il passare del tempo, ma purtroppo è una caratteristica che troviamo a volte anche in molti giovani, sono soliti dire che la vita è diventata dura, più dura di un tempo, più dura di quello che si immaginavano, forse speravano che le cose fossero più semplici. In poche parole, le persone demotivanti hanno alcune caratteristiche fondamentali. Innanzitutto una persona che demotiva, cioè che ci toglie la motivazione, è una persona che generalizza il negativo e in poche parole cerca anche di generalizzare il tuo comportamento. Sono quelle persone che quando ci incontrano o di fronte a una situazione particolare ci dicono ti comporti sempre così, tu sei fatto così, mai che succeda una volta che tu. No, queste sono generalizzazioni, sono situazioni che servono solo a buttare l'altra persona nello sconforto, ma in realtà non entrano nello specifico del problema che ci troviamo di fronte. Sono persone che non elogiano raramente, se non addirittura mai, le persone, non sono capaci di trovare qualcosa di positivo nelle persone che hanno davanti. E se c'è qualche cosa di negativo che sempre succede, sempre ci può essere, beh, si fermano su quello. Le uniche notizie da dare sono quelle negative, sono quelle che quando aprono il giornale, guarda caso, se poi ti raccontano qualcosa è sempre dell'incidente o di quella cosa sporca che non doveva esserci e che invece c'è. Sono persone che vedono il nero, la negatività dappertutto, sono sospettosi nei confronti di tutti, sono tutti convinti che qualcosa gli altri fanno solo per un loro tornaconto, solo perché hanno bisogno di qualcosa e mai possono immaginare che qualcuno ti voglia effettivamente bene o faccia qualche cosa per il tuo bene. Sono persone che non cambiano il loro comportamento. Non importa se tutti gli dicono che ci sono qualcosa che non viene fatto, che lo fa male, la sostanza è sempre che è colpa degli altri. E difficilmente quindi sono portati ad automigliorarsi o andare incontro a delle persone che possano in qualche modo aiutarli. Sono diffidenti su tutto e si bloccano di fronte a qualsiasi cosa. Infine sono persone che intorno a loro sperimentano molte difficoltà e hanno bisogno di un basso livello di autostima. In poche parole, non si considerano mai all'altezza della situazione.
tutto ciò che li circonda è sempre troppo impegnativo per loro. Non sanno come venirne fuori. Beh, allora a questo punto dovremmo chiederci perché un tuo collaboratore dovrebbe dare l'anima in azienda per aiutarti a raggiungere i tuoi sogni. Tu imprenditore, tu professionista, hai sicuramente dei sogni. Se non hai dei sogni devi farti delle altre domande. Ma se hai un sogno, perché dovresti pensare e sperare che qualcuno possa dare l'anima per perseguire un tuo sogno? Ma allora mi devo chiedere che cosa devo aggiungere al mio sogno che possa accendere le persone? Cosa devo fare perché queste persone si trovino a essere contente o quantomeno disponibili a lavorare con passione per raggiungere un mio sogno, non un loro sogno? Beh, la sostanza è tutta nella motivazione, nella capacità nostra di motivarli, di far capire che l'impossibile può diventare possibile, no? Di fronte a quanti problemi, diciamo, non si può fare. Di fronte a situazioni particolari, anche complesse, diciamo, sono impossibili. Impossibile trovare una soluzione. Probabilmente bisogna che noi imprenditori cominciamo a capire che più che imprenditori, professori e quant'altro, siamo degli allenatori. Siamo degli allenatori, abbiamo una squadra. Probabilmente non siamo capaci di fare quello che fanno i giocatori in squadra. Siamo capaci di fare altro e questo altro dobbiamo saperlo far tirare fuori. Dobbiamo spiegare alle nostre persone, alle persone che collaborano con noi, che ci sono delle opportunità e queste opportunità vanno giocate. Vanno giocate anche col nostro aiuto. Dobbiamo essere in grado di dare una mano a chi non ce la fa e molto spesso dobbiamo anche essere capaci di chiedere una mano se noi per primi abbiamo bisogno che qualcuno ci tiri su per arrivare alla vetta. In poche parole, che cosa vogliono da voi i vostri collaboratori? Se dovessimo fare un esercizio e io vi chiedessi fra queste cose che adesso vi dico, i vostri collaboratori cosa effettivamente vi chiedono? Vi chiedono buone condizioni di lavoro? Vi chiedono di sentirsi coinvolti nei problemi del lavoro? Una disciplina non opprimente? Un pieno apprezzamento per il lavoro svolto? La lealtà della direzione verso i lavoratori? Un buon livello salariale? Promozioni e crescite insieme all'azienda? Comprensione ed interesse verso i problemi personali? Sicurezza del posto di lavoro? Un lavoro interessante? Quale di queste affermazioni pensiamo che siano più proprie dei nostri collaboratori? Potremmo lavorarci su questo, non possiamo lavorarci perché non siamo in un laboratorio, non siamo in un'aula e mi verrebbe male prendere la lavagna a fogli e cominciare a scrivere. E allora vi do io un po' la soluzione, nel senso che questa domanda è stata fatta a migliaia di aziende e migliaia di aziende le hanno richieste ai loro collaboratori. I loro collaboratori che cosa hanno risposto? Hanno risposto innanzitutto che chiedono il pieno apprezzamento per il lavoro svolto. In secondo luogo hanno chiesto di sentirsi coinvolti nei problemi del lavoro e in terzo luogo la comprensione di interesse verso i problemi personali, cioè in poche parole un vero interesse per lui, per il collaboratore come persona. Poi ci sono tutti gli altri, ma in realtà quelli più importanti, in ordine, sono proprio questi tre. E allora? E allora motivazione del personale diventa importante. Quando parliamo di motivare qualcuno, intendiamo una cosa quasi semplice, e cioè riuscire a far dimostrare a qualcuno la propria competenza, le proprie capacità. Ecco perché parlavo di allenatori. Un giocatore sa quali sono le proprie capacità, ma deve saperle mettere in squadra. A volte addirittura l'allenatore gli spiega come le sue competenze possono venire fuori meglio se gioca più da una parte che non da un'altra, se usa un determinato metodo piuttosto che un altro. Ecco perché parlavo di allenatori. L'allenatore non è per forza un formatore, è una persona che sa tirar fuori il meglio da ciascuno. In poche parole, questo dovrebbe essere l'orientamento del manager. È necessario che l'orientamento del manager passi
da manager che fa il lavoro a manager che fa eseguire il lavoro, manager che crea delle persone produttive. Sappiamo quanto questo è difficile. Nel mio girare per le aziende io sento molti imprenditori bravi, molte persone competenti e che mi raccontano tutto quello che fanno. Fanno perché conoscono il prodotto, fanno perché conoscono il mercato, fanno perché hanno la capacità di sostituirsi a qualsiasi loro collaboratore. Bene, tutto questo fa un buon lavoratore, ma non fa un buon manager. Un buon manager, e a maggior ragione un buon imprenditore, dovrebbe essere capace di attorniarsi di persone capaci, di persone produttive, di persone che lo aiutano a raggiungere i suoi sogni. Per fare questo dobbiamo capire chi sono i nostri collaboratori. Allora i nostri collaboratori sappiamo che hanno dentro di loro, a volte inespresso, una retribuzione tangibile e una retribuzione intangibile. Quella tangibile è sotto gli occhi di tutti, è quella sulle quali più puntiamo, sono i cosiddetti fattori hard, cioè lo stipendio, gli incentivi, gli spazi, le attrezzature, tutto ciò che si può toccare con mano. Ma c'è anche una retribuzione intangibile. C'è il pieno apprezzamento, il coinvolgimento, l'interesse. In poche parole, quelli che sono i fattori soft che spesso richiedono anche più tempo, magari meno soldi, però sicuramente più tempo, anche un po' di capacità, una capacità appunto ad allenare. In poche parole, noi pretendiamo sempre l'ascoltare e il capire ai nostri collaboratori. Noi gli abbiamo detto, noi gli abbiamo spiegato, sono loro che non capiscono. Queste sono le frasi che mi vengono dette più di tutto. Ma in realtà, prima di chiedere di essere ascoltati e capiti, noi dobbiamo saper ascoltare e capire. Dobbiamo cercare di essere noi a metterci nelle condizioni di saper ascoltare le persone con cui abbiamo a che fare. Ecco allora che diventa facile capire come il proprietario di un'azienda ha molte aree sulle quali deve lavorare. Innanzitutto le mete, ma poi anche il chi fa che cosa e le regole e le policy naturalmente. Alla base di tutto ci sono i lavori, ma in realtà all'interno della casa le cose che più contano sono la causatività, e cioè il sentirsi causa di quello che succede, il porsi la domanda ma io cosa posso fare? E non scaricare sempre le responsabilità su qualcun altro, sia esso il governo, il mercato, la pioggia o chissà che cosa. Mi devo chiedere che cosa posso fare io. E poi capire che la motivazione è parte dell'azienda. Senza la motivazione non riesco a portare i miei collaboratori a fare tutto quello che sono in grado di fare, che hanno le possibilità di fare. E tutto questo lo devo fare con un tono alto. Che cosa vuol dire un tono alto? Vuol dire che devo saper mirare in alto, ma anche facendo vedere che quello che faccio mi piace. In poche parole, i manager hanno vari livelli nella scala e potremmo chiederci noi dove siamo. Siamo al livello del forte interesse, dell'allegria? Quando arrivo in azienda, come sono? Qual è il mio umore? Certo, se io entrassi in azienda tutte le mattine così, avrei persone cariche, motivate e produttive. A volte invece mi faccio permeare dalla noia e allora le persone saranno sì produttive, ma sicuramente un po' demotivate. Se poi addirittura ho una certa ostilità, le persone che correranno sì, le farò correre, il cosiddetto bastone e carota, no? Userò soprattutto il bastone, ma lavoreranno più per paura che non per una motivazione reale. Se poi addirittura sono in collera, sono arrabbiato con alcune persone, allora le persone sono solo delle esecutrici e molti scoppieranno e molti se ne andranno e la mia azienda sarà caratterizzata dal turnover, anche se poi in realtà sono io che mi lamento dei dipendenti che dopo aver investito su di loro prendono e se ne vanno. E poi, e se poi fossi addirittura legato a un risentimento? Beh, se rimango legato al risentimento, sappiate che a quel punto i collaboratori che restano sono i peggiori. Infine, se ho ansia, se ho apatia, se vado a lavorare dicendo chissà cosa sarà di me oggi, beh, di sicuro i nostri lavoratori, i nostri collaboratori
sentiranno di essere abbandonati, si sentiranno un po' portati all'anarchia. Ecco, allora vorrei che fossilizzassimo un attimo un aspetto interessante, cioè come faccio ad arrivare al lavoro con forte interesse, con allegria, che è quello che porta i collaboratori ad essere motivati? Beh, devo capire che è l'emozione che prova verso le altre persone, quindi verso i problemi, guai e inefficienza degli altri, è un forte interesse. Cos'è l'emozione? È quello che mi anima, quello che mi fa fare le cose. Cos'è che mi fa fare le cose? È il raggiungere un obiettivo a breve, il fatturato, il cliente? No, è il forte interesse. Questo naturalmente passa per le comunicazioni positive. Solo se do comunicazioni positive riesco a trasportare le persone verso di me. Cerca di tagliare o di ridurre al minimo le comunicazioni negative e generalmente non le ritrasmette. Questo è l'imprenditore che raccoglie operatori, collaboratori efficaci ed efficienti. L'imprenditore deve guadagnarsi l'appoggio altrui grazie al suo ragionamento creativo e alla sua vitalità. Notate qui la differenza con il tono di ostilità, che pensa di guadagnarsi l'appoggio con critiche e minacce. Quante volte troviamo gli imprenditori che dicono io gliel'ho detto forte, l'ho preso per il cravattino, gliene ho dette 4. Difficile in quel modo riuscire a motivare le persone. Ecco, dobbiamo essere capaci di lavorare più sui lati positivi che su quelli negativi dei nostri collaboratori. Ricordo una bella frase di Goethe che diceva: lavora, tratta le persone come se fossero ciò che vorrebbero essere e li aiuterai a diventare ciò che possono essere. In poche parole, devo lavorare sui lati positivi delle persone. Se io lavoro su un lato positivo, troverò le attività da migliorare. Se lavoro sulle attività da migliorare, troverò altri lati positivi. In poche parole, lavorando sui lati positivi di qualcuno, questi tendono ad aumentare. E dobbiamo essere tranquilli e sicuri anche del contrario, e cioè che se lavoro sui lati negativi di qualcuno, anche questi tendono ad aumentare. Più sottolineerò che una cosa non va fatta, più la persona la farà. Dovrò invece cercare di fargli capire che ha le qualità e le capacità per farle in positivo. Se poi non è capace, nonostante tutto, allora sono altri i provvedimenti da prendere. Ma prima devo capire se sono riuscito io da imprenditore a investire su questo. È fondamentale capire che durante un incontro formativo o correttivo con un collaboratore gli siano riconosciuti esplicitamente più i lati positivi rispetto ai lati negativi che vogliamo correggere. In poche parole, dobbiamo sapere che le vere cause degli errori o le scarse prestazioni del personale, nella stragrande maggioranza dei casi, sono dovute a una cattiva comprensione, e avrei potuto dire cattiva comunicazione. E sappiamo che la comunicazione avviene sempre da due parti, non è sempre solo colpa di chi ascolta. O mancanza di strumenti ed assistenza, o una debolezza di carattere. E tutti questi termini richiedono una maggiore comprensione delle persone. Solo il 10% degli errori deriva da ragioni disciplinari. E allora è giusto lavorare su mansionari, su regole, su policy e quant'altro. L'errore più comune del dirigente è quello di trattare tutti gli errori e scarse prestazioni come se fossero dovute a ragioni disciplinari invece che a una cattiva comprensione, comunicazione o d'altro. Dobbiamo essere capaci di credere nelle persone. Nelle misure in cui, nonostante gli effetti avversi, continuiamo a credere in qualcuno, lui crescerà. Quando smettiamo di credere in lui smette di crescere. Probabilmente se abbiamo a che fare con tante persone che non ci soddisfano, è perché noi, da tempo, non crediamo più in loro. Anche quando lo correggiamo, dobbiamo continuare a credere in lui. Questo significa che credere in una persona non vuol dire non correggere la persona, non vuol dire non sottolineare le cose che non vanno, ma vuol dire costruire con lui un percorso di fiducia.
credere in lui e credere che lo possa fare. Come fare? Credere nelle persone vuol dire saper usare le emozioni, per il semplice fatto che solo se usiamo le emozioni aiutiamo le persone a cambiare. Dobbiamo smettere di frenare le persone. Siamo più disposti a mettere guinzagli, a mettere catene, che non a dare slancio. Invece l'emozione precede il desiderio di mettersi in azione. È l'emozione che ti fa agire e solo con l'emozione possiamo ottenere dei risultati. E allora impariamo a credere nelle persone. Attenzione però, che tutto questo non diventi una manipolazione, perché la manipolazione è esatto contrario della motivazione. La persona cambia solo se io ho un reale interesse per lei e per il suo cambiamento. In molti casi cosa succede? Che prima devo lavorare su di me e poi sui miei collaboratori. Ecco perché torno alla fine al titolo. Bisogna avere imprenditori motivati, e se l'imprenditore non è motivato o addirittura rientra nella categoria dei demotivanti, e quindi con tutte quelle caratteristiche che abbiamo visto all'inizio, prima devo motivarmi, prima devo essere capace di trovare in me la motivazione, quindi essere capace di motivare gli altri, dovrò essere motivato io. Basta così, grazie e alla prossima. Eccoci qua. Stefano, grazie per il tuo intervento. Prendo spunto facendo un lavoro secondo me molto fortunato, conoscendo tante persone, eccetera. Mi è venuto in mente quello che mi ha confidato un imprenditore industriale di Treviso, che adesso è sui 60 anni, che io definisco un imprenditore di successo, no? Che diceva, se posso permettermi, insomma, definisci cosa oggi significa per te la felicità. Di trovare un giusto equilibrio personale, anche sui tempi, trovare le priorità, avere il tempo per pensare, riflettere e anche segnare il tempo, cioè avere un'agenda e controllare quello che uno ha fatto. Non cercare termini di paragone sempre con tutti, perché altrimenti si diventa matti. Ravviva periodicamente la passione e anche l'entusiasmo sia su se stessi, la magia, no? Delle piccole cose, e poi ovviamente non da ultimo, come dicevi tu, ma un imprenditore lo fa anche per questo, stabilire in modo categorico cosa significa guadagnare abbastanza, no? E quindi io faccio tesoro, insomma, ho avuto la fortuna di conoscere questo imprenditore che potrebbe veramente scrivere anche un libro. Ne sono successe tante, non sempre era sulla cresta dell'onda, a volte anche lui ha avuto dei problemi sia lavorativi che di famiglia, ma queste cose mi sono rimaste impresse. Allora io adesso, se è possibile, passerei alla seconda parte, seguita dal dottor Emanuele Colazzuol, che è Area Manager di Geo Nord-Est, e Geo Nord-Est insieme a Rete Imprese Dolomiti ha creato una convenzione in essere disponibile per tutti i soci o potenziali soci proprio sul settore della luce e del gas. Quindi Emanuele, se vuoi a te la parola, io adesso mi zittisco. Mi sentite? Sì. Bene, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, sono Emanuele Colazzuol, lavoro per Geo Nord-Est. Geo Nord-Est è una società di vendita di gas ed energia elettrica a capitale interamente privato. Ha la sede operativa a Belluno e, diciamo, dopo anni di sviluppo commerciale fuori provincia, ha iniziato anche, ben volentieri, con la collaborazione con Rete Imprese Dolomiti, ma anche tramite altre attività come l'apertura del nuovo punto vendita, ad investire in maniera molto localizzata nella provincia di Belluno. Oggi l'argomento è quello che è un po' sulla bocca di tutti quanti, cioè il famoso superamento del mercato di maggior tutela. Io faccio una piccola premessa perché lavoro in questo mercato un po' ormai da qualche anno e trovo sempre molto molto divertente
qual è il percepito, il sentore comune del mercato energetico per una persona normale, per un consumatore domestico, ma anche per un imprenditore o per un artigiano, una piccola e media impresa, insomma. Il sentore comune chiaramente è molto negativo, nel senso che il nostro mercato penso che le società di vendita di gas ed energia siano, se non le meno simpatiche dopo le assicurazioni, insomma, nel senso che sicuramente trattiamo un argomento che non è piacevole, né non porta con sé pensieri molto felici. Il mercato di per sé ha questo sentore negativo perché di fatto dall'inizio della liberalizzazione nel 2003 è stato un mercato in cui si sono viste le politiche commerciali più fantasiose e peggiori forse che si siano mai viste, nel senso che sono state fatte il qualunque tipo di offerta è stata fatta. È un mercato in cui purtroppo è molto semplice, e alcuni operatori lo hanno fatto abbondantemente, celare costi nascosti. È un mercato dove di fatto l'informazione finale per il cliente finale, anche azienda, non necessariamente solo domestico, comunque sia è scarsa, e la cultura di fatto non è mai stata ben promossa e non è alta, e quindi di fatto è un mercato in cui regna la diffidenza. A me piace sempre riportare che quando magari vado in qualche occasione privata, magari a qualche evento, qualche matrimonio, qualche occasione con persone che non conosco, quando dico che lavoro nel settore del gas e dell'energia, vengo sempre guardato un po' A come un nemico, B anche con un po' di compassione, perché si immaginano più o meno tutti che io vado a suonare i campanelli delle vecchiette per proporre chissà quale tipo di fregatura, passatemi il termine, o di operazione commerciale più o meno fraudolenta, quindi diciamo che il sentimento è negativo. In un mercato in cui il sentimento è di questo tipo, è chiaro che un'attività, un evento importante, a meno che non venga rimandato ulteriormente, come il superamento della maggior tutela, può avere degli effetti devastanti. A titolo personale, io ritengo, da operatore che opera nel mercato libero, comunque che il mercato di tutela non sia di per sé un male, anzi, nel senso, se il consumatore non ha nessun interesse ad uscire da questo tipo di fornitura che lo rende di fatto tutelato rispetto a un mercato che non conosce, che forse non vuole conoscere perché magari un signore di 80 anni non ha nessun interesse ad approfondire l'argomento proprio oggi, non trovo neanche che sia meravigliosamente corretto andare a forzarlo e ad obbligarlo a fare una scelta al 31/12/2021. Un segmento di clientela comunque in Italia che ha piacere di esplorare il mercato, conoscere possibilità differenti, comunque c'è. C'è chi magari si è scottato, c'è chi magari invece è più felice delle scelte che ha fatto. Sicuramente non è obbligando una fetta di utenza a fare una scelta senza dare loro fondamentalmente pressoché nessun tipo di strumento per farla. Non è questo tutelare di fatto il consumatore, ma non dovrei dirlo io che sono parte in causa, ma dovrebbe pensarci qualcun altro, questo a titolo personale. Comunque sia, al momento i dati che trovo sul sito dell'autorità dell'ARERA sono appunto che per le PMI non ci sarà più il mercato di tutela a far data dal 1° gennaio 2021, mentre per i consumatori domestici sarà a far data dal 1° gennaio 2022. Questo stravolgerà di fatto il mercato. Parliamo, credo, e non penso di sbagliarmi di tanto, di circa 20 milioni di utenze in Italia, 20 milioni di utenze che non hanno avvertito da 17 anni a sta parte la necessità di trovarsi un fornitore, fondamentalmente. Il problema quale può essere? Il problema può essere che di fatto le informazioni che ci sono appunto sono molto, molto poche e di fatto quelle istituzionali sono nulle, comunque non così formative, se vogliamo dirla così, e che ovviamente, essendo il mercato comunque abbastanza frizzante, i messaggi che arrivano da call center piuttosto che altri canali di vendita sono quelli che se io non cambio, tra virgolette, domani mi staccano la fornitura, piuttosto che sono sempre stato col Servizio Elettrico Nazionale e quindi sono obbligato a passare con l'altra società del gruppo che inizia con la e tutta una serie di attività che mettono solo che altra confusione sia al domestico ma anche e assolutamente anche
all'imprenditore o comunque all'artigiano che ha una fornitura business nel mercato di maggior tutela. Belluno fortunatamente ha alcune società locali che già da anni costituiscono comunque, e non voglio fare promozione a concorrenti, ma riporto un dato di fatto, già da anni comunque forniscono un punto perlomeno di contatto molto onesto, molto corretto e molto leale. E quindi credo che comunque sia, per quanto riguarda la nostra provincia, tra noi e gli altri fornitori locali che ci sono, sicuramente le tariffe sono comunque competitive e abbastanza trasparenti, e avere la possibilità di avere un riferimento fisico, territoriale, sicuramente può fare la differenza nel momento in cui l'autorità mi obbliga a decidere di fatto di cambiare fornitura. Nord-Est di fatto è una di queste. La convenzione che noi abbiamo stipulato con Rete Imprese Dolomiti è volta proprio, più che alla 150 millesima promozione tariffaria imperdibile, a una consulenza reale, consulenza nella misura in cui, se l'attività paga di fatto già una tariffa assolutamente di mercato competitiva, inferiore magari a quella che potrei proporre, piuttosto che si trova bene col suo fornitore, è giusto che resti dov'è o è giusto che segua altre strade. Insomma, io credo che in un momento come questo, dove questo cambio potrebbe portare e sicuramente porterà ancora maggior confusione e probabilmente anche il rischio di maggior pratiche commerciali fantasiose, avere la forza e avere la possibilità di avere un riferimento territoriale fisico che domani, se si chiama al telefono, risponde, può essere un valore davvero aggiunto al netto di quello che può essere la battaglia del millesimo al kilowattora, perché ormai neanche di centesimo stiamo parlando, ma parliamo realmente di millesimi di euro a kilowattora o di pochissimi centesimi a metro cubo per quanto riguarda il gas, insomma. Quindi credo che in un momento come questo, in cui di fatto ad oggi sono confermate la data di fine anno, dico ad oggi perché ci sono stati già 2 o 3 rimandi, quindi non mi sorprenderebbe un rimiscolamento di carte dell'ultima ora, però ad oggi la data per le PMI è il 1° di gennaio 2021, quindi di fatto abbiamo anche ancora poco tempo. Un'informazione sicuramente che voglio dare è che non staccano la corrente a nessuno, quindi se la persona non sceglie, di fatto sicuramente non resta senza fornitura, questa non esiste. Dopodiché effettivamente siamo curiosi di vedere come succederà, la fornitura verrà garantita, ma prima o dopo bisognerà andare a prendere questa decisione, insomma, di fatto, di scegliere un fornitore tra 600 che ce ne sono in Italia. Qui, ripeto, in provincia siamo fortunati perché ci sono varie aziende locali che operano, e io credo fermamente che anche nell'era della digitalizzazione comunque sia avere un riferimento su un settore come questo, che sicuramente non è di interesse di tutti e di fatto diventa di interesse nel momento in cui mi obbligano a fare una scelta, avere qualcuno con cui parlare può essere un valore aggiunto. Grazie Emanuele, questi sono anche i valori che cerchiamo noi nelle nostre partnership. Rete Imprese Dolomiti, sapete che è un'associazione che si contraddistingue soprattutto dalle altre della scelta della giunta. Porto qui anche i saluti della presidente Michela Barattini e del segretario La Grua Francesco, proprio in merito eventualmente a un fattore di limpidezza e anche di costi chiari e non nascosti. Quindi ad esempio, parlando proprio con Emanuele in questo periodo, una delle attività che vorremmo fare proprio verso i soci e gli associabili è quello di dargli una mano anche a leggere le bollette, non guardare solo quel millesimo eccetera di euro di risparmio, ma magari qualcosa di più interessante, come può succedere ogni tanto, mi dicevi Emanuele, con la gestione delle accise, che magari vengono, se vuoi un po' questo tema. Sì, diciamo che comunque per quanto riguarda appunto vari settori, una delle letture più classiche che magari fa
un agente o comunque un consulente che opera nel mercato energetico è verificare che in base al codice Ateco dell'azienda la parte fiscale sia a posto. Parte fiscale intendo magari banalmente l'IVA sull'energia elettrica per alcune attività, tipo aziende agricole, per fare un esempio, piuttosto che l'accisa, l'imposta erariale e le addizioni enti locali sul gas. Queste sono, tra virgolette, tra le più famigerate, nel senso che hanno una serie di attività per cui vengono agevolate. L'agevolazione è importante perché pesa circa 18-19 metro cubo, considerate che il gas metano finito più o meno sta sui 70-75 centesimi watt oggi, più o meno, quindi pesa di fatto per un quarto. E capita non di rado di trovare magari aziende artigiane piuttosto che altri tipi di aziende che operano nel commercio, al dettaglio o all'ingrosso, perché sono vari i campi di applicazione, in cui dopo una rapida lettura della bolletta si scopre che di fatto magari il fornitore non le applica, ma perché magari non ha ricevuto la pratica, perché magari è stato fatto il contratto 15 anni fa allo sportello e lo stesso imprenditore aveva l'esigenza di avere il gas e non ha badato poi a compilare le carte che gli avevano lasciato, e di fatto magari si trova delle casistiche in cui ci sono 10 anni di imposte pagate al 100% quando di fatto potevano essere agevolate. Quindi quello che anche con Stefano appunto stiamo cercando di mettere in piedi e organizzare, e facendo riferimento anche a quello che dicevo prima, è anche un taglio più consulenziale, nel senso verifichiamo caso per caso, si danno le informazioni che bisogna dare, se si riesce a finalizzare perché abbiamo la tariffa convenzionata e competitiva, tanto meglio, altrimenti va benissimo lo stesso. È comunque è importante, secondo me, soprattutto in questo momento in cui ci sarà questo passaggio, se volete epocale, ma veramente pericoloso, fare informazione, e di fatto se non la fa chi deve farla, io ho sempre creduto che anche chi opera è assolutamente preposto a poterla fare, insomma, nel bene e nel male. Sì, infatti dal punto di vista operativo cosa possono fare le aziende? Magari contattarci, mandarci una fattura, magari non del mese in cui c'è stato il lockdown, no? Magari una fattura dei mesi dove c'è l'operatività, in modo tale da vedere più o meno la richiesta energetica e la richiesta del gas, quindi la parte elettrica del gas, e da lì possono essere contattati. E dopo, tornando a quello che diceva anche Emanuele, alla fine la consulenza la fanno le persone, e le persone e i servizi vengono fatti proprio a favore di chi dopo può averne bisogno, insomma. Bene, Emanuele, qualcos'altro da dire o possiamo passare la parola al terzo? Io vi saluto e passiamo la parola al terzo. Grazie Emanuele. Grazie mille. E metterò eventualmente i contatti in sovraimpressione. Perfetto. Grazie mille. Grazie Emanuele. Allora adesso la parola a un ospite, Thomas Argenta, molti di voi già lo conosceranno. Thomas Argenta è referente provinciale per la provincia di Belluno della Solidarietà Veneto Fondo Pensione. Il titolo dell'evento di oggi è, secondo me, molto interessante per il fatto che non guarda sempre questo tema del fondo pensione per tanto tempo visto soltanto come sistema di accantonamento, diciamo, dal punto di vista dei dipendenti, ma lo guardiamo in quest'ottica: il tuo futuro al sicuro, non solo per i dipendenti ma anche per titolari, lavoratori autonomi con e senza cassa previdenziale. Giusto, Thomas? Sì, giusto. Mi senti? Sì. Sì, forte e Ok. chiaro. Allora, intanto ringrazio Stefano, Rete Imprese, di darmi questa opportunità di presentare il Fondo Solidarietà Veneto. Il mio obiettivo non è quello di fare un pippone, mettiamolo così, ma dare giusto 2 o 3 input in maniera che sia l'impresa che l'imprenditore sappia quali sono, diciamo, i vantaggi che hanno ad aderire ad un fondo come Solidarietà Veneto. Vediamo se riesco a caricare le slide. Allora.
Allora, si vede? Ok, si vede schermo intero oppure... Ok, perfetto, eccoci qua. Allora, Solidarietà Veneto nasce nel 1990, quest'anno doveva essere l'anno del 30° e quindi si era messo in campo diverse, mettiamolo così, manifestazioni per andare a farlo conoscere, e invece è stato un anno disastroso, non vedo l'ora che finisca questo 2020 a causa del Covid. Ha 30 anni ormai di storia ed è il primo fondo pensione contrattuale della Regione Veneto. Vediamo quali sono le opportunità. Intanto, che possono aderire, io l'ho sottolineato in giallo, quelle che interessano a voi, sono tutti i lavoratori dipendenti del settore artigiano, imprenditori artigiani, collaboratori associati in partecipazione, liberi professionisti e quindi, come diceva prima Stefano, con o senza cassa previdenziale. E Solidarietà Veneto non è altro che un fondo pensione, quindi la parte etica sarebbe quella di fare un accantonamento per un domani, quando una persona se ne andrà in pensione. Questo per tutelare il nostro futuro e quindi andare a integrare quella che sarà la nostra pensione futura, quindi cercare di mantenere alto il nostro potere d'acquisto e quindi la qualità della vita. Oppure può essere usato anche come flessibilità in uscita, e in questo caso qui, qualche anno prima magari rispetto al pensionamento, una persona può decidere di staccare la spina e farsi erogare una rendita ponte che lo traghetti al pensionamento. I fondi pensione godono di diverse agevolazioni. La prima è la deducibilità, e questo secondo me è il primo punto importante per un imprenditore, in quanto aderendo ad una forma pensionistica può dedurre dal proprio reddito fino a 5.164 euro annui, e questo è che lo sconto sarà calcolato in base al proprio reddito complessivo. Quindi su queste cifre qui una persona non ci paga le tasse, quindi questo è il primo vantaggio. Secondo vantaggio è che Solidarietà Veneto, essendo un fondo contrattuale, rispetto alla concorrenza, quindi privata, quindi banche e assicurazioni, ha dei costi di gestione molto molto più bassi. Quindi quando una persona decide di farsi una previdenza complementare, il consiglio che gli do è quello di valutare i costi, in quanto in periodi di magra come sono questi, dove è difficile fare rendimento, soprattutto sotto la parte delle obbligazioni, che ormai non rendono più nulla, anzi ci sono cedole anche in negativo, la parte da leone la fa i costi, perché quelli sono sicuri e certi. Un'altra cosa importante da dire è questa. Solidarietà Veneto dà la possibilità di iscrivere anche gli lavoratori autonomi artigiani, in quanto c'è stato un accordo fra tutte le categorie dell'artigianato che hanno firmato gli accordi istitutivi di Solidarietà Veneto. Ecco, questo volevo sottolineare, in quanto nel resto del Veneto, nel resto d'Italia, scusate, non c'è questa possibilità. Quindi al di fuori del Veneto un imprenditore può solo andare a fare una polizza assicurativa oppure una polizza bancaria. Quindi anche qui va dato merito a tutte le organizzazioni dell'artigianato che hanno sottoscritto questi accordi. Vi faccio vedere i rendimenti che ha il fondo quest'anno, quindi al 31 agosto, questo è l'ultimo dato. Andiamo da un 3,8 che sta dando netto il dinamico, fino ad arrivare a uno 0,20 che è il comparto, quello di massima sicurezza, che noi consigliamo alle persone prossime al pensionamento, che è dello 0,2%. Anche qui Solidarietà Veneto non è una forma di investimento speculativa, quindi ricordiamoci che questo è un fondo pensione, quindi con un obiettivo ben preciso, che è quello di andare a fare un accantonamento per andare a tutelare il nostro pensionamento, e il consiglio che dà il fondo è quello di scegliere il comparto in base a quello che è il proprio orizzonte temporale. Quindi noi consigliamo il dinamico alle persone più giovani,
persone che mancano più di 25 anni al pensionamento, e più ci si avvicina verso il pensionamento, il consiglio che dà il fondo è quello di calare il rischio, quindi troveremo il reddito per le persone fra i 25 e i 10 anni al pensionamento, il prudente fra i 9 e i 2, e infine, quando una persona è prossima ad utilizzare questi soldi per fini pensionistici, troviamo il garantito. Il garantito è un comparto puramente conservativo, e quindi lo scopo è quello di andare a proteggere i soldi che uno si è accantonato nel corso del tempo. A me interessa che le persone siano informate di questo, dopodiché ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole, però con consapevolezza. Andiamo a vedere anche i rendimenti degli ultimi 10 anni. Qui in questa tabella trovate i rendimenti che ha avuto il fondo negli ultimi 10 anni, e nella prima riga c'è il rendimento medio che si è avuto in questi ultimi 10 anni. Quindi possiamo dire tranquillamente che è un ottimo fondo, e se a questo ci mettiamo anche la deduzione dei soldi che uno ha versato, quindi che non ci ha pagato le tasse, come forma di investimento credo che il fondo pensione non abbia eguali con altre forme di risparmio. Questa è, diciamo, la parte per un imprenditore artigiano, ipotesi, che vorrebbe iscriversi al fondo pensione. Dal mio punto di vista, i punti di forza sono quello di sfruttare la deducibilità che mette a disposizione e soprattutto i costi bassi di gestione, in quanto, ripeto, Solidarietà Veneto è un fondo contrattuale e non è a scopo di lucro. Quindi, per capirsi, i costi massimi di gestione all'anno sono di 32 euro, e indipendentemente dopo da quanto uno vada a versare. Cosa diversa invece è per le aziende. Allora, i fondi pensione sono regolamentati da una legge che è la 252 del 2005, e questa legge cosa prevede? Prevede che un'azienda che versa il TFR ad un fondo pensione abbia diritto a delle misure compensative, quindi degli sconti fiscali. Qui non entro nel merito dei vari sconti fiscali, perché sennò ci vorrebbe più di un'ora per andare a vederli, però mi interessa che sappiate che ci sono queste misure compensative. Lo dico perché trovo ancora alcuni studi professionali che non lo sanno, quindi magari uno si affida al proprio studio paghe, e non sanno queste cose. Le principali comunque sono la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4%, che può arrivare fino al 6% se l'azienda ha meno di 50 dipendenti. Dopodiché c'è l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR, all'INPS, dello 0,2%, diminuzione del costo del lavoro. Abbiamo l'esonero dall'onere di rivalutazione obbligatoria della quota del TFR, minori imposte sul reddito d'impresa, esclusione della base imponibile per la contribuzione obbligatoria. Questa è una slide che racchiude più o meno quanto un'azienda può andare a risparmiare per dipendente. Abbiamo preso una retribuzione lorda annua di 20.000 euro. Qui abbiamo fatto un conteggio, e quindi si va a circa un risparmio annuo di 300 euro, che secondo me non è da buttar via, insomma. Ecco, a dirla tutta, quando le aziende mi chiamano, e in questo periodo mi chiamano diverse aziende medio-piccole artigiane, mi chiamano sinceramente non per andare a sfruttare il discorso delle misure compensative, quindi questi sgravi fiscali, ma mi chiamano perché vogliono trasferire il TFR dei propri dipendenti ad un fondo pensione, in quanto non vogliono trovarsi al momento del licenziamento con magari delle botte in uscita di 10-15 mila euro, che potrebbero andare a sfasarli quello che è il bilancio annuale. Quindi onestamente io trovo le persone, gli imprenditori, che mi chiamano più per questo che per altro. Un altro punto di forza di Solidarietà Veneto è il servizio, quindi avere delle persone nel territorio che possono fare la consulenza azienda per azienda, e quindi spiegare queste cose. E qui vi ho messo anche il mio contatto telefonico, in maniera che se avete la necessità, oppure lo potete chiedere tranquillamente a Stefano, sono disponibile a passare senza impegno a farvi una consulenza, o andare a approfondire questa tematica.
Grazie mille Thomas per l'intervento. Ricordo grazie anche del discorso di Reti Imprese Dolomiti, la nostra associazione, e insieme alle altre associazioni, scusate, non c'era il video, dicevo grazie Thomas, sei stato molto chiaro nella spiegazione. Credo un altro argomento che potrebbe essere interessante per i datori di lavoro, magari anche da sottolineare, o magari da riprendere l'argomento, se vuoi approfondirlo un po', è il discorso dell'accantonamento dei TFR dei dipendenti. Nel senso che mi capita spesso che magari certi datori di lavoro non sono soliti accantonare la liquidità mensile del TFR dei dipendenti, e quando magari qualche dipendente da disdetta del contratto o se ne va via, insomma cambia azienda, si trovano a dover intaccare la liquidità di azienda. Vuoi approfondire un po' questo tema? Sì, allora, rispetto a una volta, quando riprendo il tema delle obbligazioni, no, quando le obbligazioni davano un ottimo rendimento, un imprenditore, con semplici investimenti riusciva ad investire il TFR dei propri, dipendenti e avere anche un surplus di rendimento, quindi gli conveniva anche, tenerlo. Ad oggi invece il TFR ha un rendimento che è dato da, una formula matematica che non è una cosa di poco conto, perché negli ultimi anni stiamo parlando di un rendimento che si aggira attorno all'1,5-2%. Quindi, è difficile trovare strumenti nel mercato che diano, un rendimento di questo tipo con, bassi rischi. Ricordatevi sempre che, più, rendimento viene, diciamo così, mhmm, assicurato no, perché, il rendimento è sempre una cosa, ipotetica, quindi non c'è, la sicurezza di questo rendimento, però più alto è l'aspettativa di rendimento, più alto è anche il rischio. Ehm, in una situazione economica come questa, dove anche i titoli italiani iniziano a dare cedole negative, ecco, noi eravamo abituati qualche anno fa a confrontarci con i titoli tedeschi che davano rendite, in negativo. Adesso anche quelli italiani danno rendite negative, quindi è difficile andare ad investire e, avere un rendimento che vada a coprire quello che è il rendimento del TFR. Per questo, le aziende mi contattano. Ripeto, poche mi contattano per il discorso degli sgravi fiscali e quindi per le misure compensative, ma mi chiamano proprio perché non vogliono più gestire il TFR dei loro dipendenti per questa motivazione qui. 1 perché non riescono ad avere qualcosa di conveniente, 2 perché magari un dipendente si licenzia dall'oggi al domani e le aziende si trovano magari ad avere uno sbilancio di quello che potrebbe essere il proprio, bilancio, annuale, e quindi per ovviare a questo, cercano di, trovare delle formule, per andare a proteggersi, e quindi mi chiamano per cercare di convincere i propri dipendenti ad aderire al fondo pensione e versare il TFR, mensilmente al fondo pensione. Sei stato molto, molto chiaro. Di sicuro avrai del materiale a disposizione. Se mi consenti, magari approfitto di averti qui per chiederti di preparare qualcosa magari a 4 mani, e 2 mani e 4 occhi, no, e 2 teste, no, Assolutamente sì. da poter fare una comunicazione anche ai nostri soci, magari un po' incisiva, e facendogli vedere quali sono le opportunità che ci sono per aderire a Solidarietà Veneto. Allora Thomas, io intanto ti ringrazio, ti chiedo se puoi restare qua con noi fino alla fine, che magari c'è qualcuno che ha delle domande, e chiederei a Paolo Darold di fare un intervento, se è possibile, in merito, aspetti che chiudo un attimo il microfono eccoci qui, di Thomas. Eccoci qua. A Paolo Darold. Paolo Darold è il responsabile della ENASC di Belluno, che è l'Ente Nazionale Assistenza Sociale ai Cittadini, che è promosso dall'associazione UNSIC, Unione Nazionale Sindacali Imprenditori e anche Coltivatori, che è il braccio armato di Reti Imprese Dolomiti come CAF e patronato. Di solito, giusto Paolo? Aspetta che c'è il microfono da attivare, Paolo, perdonami. Di solito vengono nominati così come CAF e patronato,
e se vuoi raccontare un po' come siete strutturati, com'è la collaborazione, quali servizi possono avere presso le vostre strutture e dove si trovano, in modo tale da far vedere anche ai nostri associati, a chi si è imbattuto in questo video su YouTube, dove possono venire in contatto con voi e quali servizi possono essere fatti. Grazie Paolo. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Intanto, io sono il responsabile del patronato e mi occupo prevalentemente di pensioni, quindi sistemazione delle posizioni assicurative e contributive presso l'INPS e presso le casse private. Ci occupiamo anche di rinnovi di permessi di soggiorno, di infortuni sul lavoro, di malattia, tutto quella che è la parte previdenziale, assistenziale per i lavoratori e i cittadini. Abbiamo anche presso i nostri uffici il CAF, il Centro di Assistenza Fiscale, che si occupa invece di dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti, ma anche di modelli ISEE, di successioni, di elaborazione dell'IMU, tutte le pratiche che vengono fatte da CAF e patronati. I nostri uffici sono, la sede principale provinciale è in via degli Agricoltori 13, dietro il centro commerciale La Veneggia, mentre abbiamo anche una sede a Feltre, vicino a Piazza Isola, dove ci potete trovare in 4 mezze giornate. Noi ci occupiamo di tutto, per quello che riguarda il patronato i servizi sono interamente gratuiti, per quello che riguarda il CAF alcune pratiche sono a pagamento, altre in convenzione sono gratuite. Ecco. Eccoci qua il video, scusatemi. Grazie Paolo. No, io volevo pensare a quello che solitamente gli artigiani chiedono, no? Tipo, oh, deve andare in pensione, no? Ad esempio, queste sono le cose. Oddio, gli assegni familiari, no? Oddio, rientro dalla maternità, cosa devo fare? Allora, come sapete che magari si può collaborare anche con gli sportelli che abbiamo noi di San in Veneto per avere indietro contributi, eccetera. Anche voi nelle vostre sedi potete eventualmente diventare diciamo, ricettori, no? delle aziende, ovviamente dei dipendenti. Adesso stiamo cercando di lavorare per cercare di dare o all'interno del welfare, adesso vediamo se ce la facciamo, o all'interno di qualche dinamica di economia di scala rivolta ai dipendenti, no? Anche per i servizi legati al CAF, no? Che mi pare che sia sempre la Daniela Darold che lo segue, giusto? Ecco, non so se vuoi raccontare, ecco, magari quelle dinamiche un attimo più presenti sugli artigiani in prepensionamento o come devono comportarsi, eccetera, perché alla fine le domande sono sempre le stesse. E all'interno di un'associazione nuova, come può essere la nostra, ha sempre paura, oddio, adesso mi sento orfano e non posso più andare, già non mi fanno andare in pensione e poi non ci vado più perché non c'è più questa opportunità. Per quello che riguarda la parte previdenziale legata quindi alle pensioni e alla carriera, alla vita lavorativa e contributiva, ogni persona fa storia a sé, quindi io consiglio di fare comunque un controllo preventivo prima di arrivare alle soglie della pensione, la verifica dei contributi di tutti i periodi, il servizio militare, le eventuali maternità, eccetera. E al momento clou possiamo presentare la domanda di pensione. I lavoratori autonomi come gli artigiani non hanno l'obbligo della cessazione dell'attività, quindi possono tranquillamente accedere alla pensione di vecchiaia, di anzianità che sia, e continuare anche l'attività. Questa è la parte, diciamo, forse più tocca i vostri iscritti. E per quanto riguarda invece i lavoratori, se sono un lavoratore di un'azienda artigiana, magari iscritta a Rete Imprese, per poter accedere ai servizi del CAF, come devo fare, dove devo rivolgermi? È uguale, sempre previo appuntamento, purtroppo, perché in questo momento siamo obbligati a ricevere solo su appuntamento, sempre presso la sede di Belluno, in via degli Agricoltori, o in quella di Feltre, in Largo Castaldi. Chiamando, spiegando qual è l'esigenza che si ha, viene fissato l'appuntamento con l'operatore addetto.
del capo del patronato. Mi parlavano anche dell'opportunità di avere delle sedi, non ho capito male, scusami tanto Paolo, spero di non metterti in una gaffa, cioè in un cul-de-sac, no? Però alla fine ci sono anche degli sportelli magari ad Agordo, a Lentiai, come funziona invece? Ora, lì occasionalmente, però sempre contattando la sede provinciale di Belluno, possono esserci dei recapiti dove abbiamo del personale formato che fa la raccolta dei documenti ed eventualmente la ridistribuzione. La lavorazione però delle pratiche viene fatta sempre o nella sede provinciale di Belluno o in quella di Feltre. Anche qui per gli orari e le giornate, chiamando Belluno si ha l'appuntamento. Allora, guarda, intanto posso dire anch'io l'ho provato, mi ha fatto anche avere dei rimborsi, quindi vuol dire quale cose sono due, ho tante spese, giusto? Come funziona Paolo? O ritavo, di solito sono sempre che pagano tasse, quindi no, adesso a parte gli scherzi. Sì, gentilezza, cortesia, anche preparazione, credo che siano le pietre miliari del vostro servizio. Io ho visto persone che quando mancava qualcosa non mi trattavano come una persona che non ha fatto il suo dovere, ma mi hanno sempre accolto. E questo è anche importante perché spesso chi deve andare a chiedere a fare il 730 piuttosto che altro non è abituato a questo aspetto burocratico e quindi magari si dimentica qualcosa e io purtroppo sono uno di questi per quanto riguarda me. Per quanto riguarda le aziende mi ricordo sempre tutto, si spera, però intendo dire per me invece magari è come lo scarpare con le scarpe rotte, no Paolo? E quindi così. Beh, allora intanto ti ringrazio, ci sarà modo anche di presentare la vostra attività nelle prossime volte. Chiedo cortesemente di tenerci sempre aggiornati se ci sono delle attività nuove in modo tale che possiamo avvisare i nostri iscritti e ovviamente anche tutti i dipendenti. Grazie mille Paolo, salutami anche Daniela. Allora io passerei la voce, adesso la presentazione a Marco Feltrin, vedo che è collegata la Valentina Aggregato. Valentina, se ci sei. Okay. Battiamo un polpo in due. Eccoci, allora la bella è anche la bestia, c'è, ho visto. Grazie. Io sono la bestia? No, scusa. Okay. Allora, grazie intanto di essere qui presenti. Presento l'argomento, dal progetto allo sviluppo ci sta l'analisi e l'analisi è il vero valore non considerato. Credo anche di poter aggiungere, spero che sia uno spunto, il discorso legato alla verifica e il miglioramento. Aziende che dicono abbiamo sempre fatto così sono destinate, a mio avviso purtroppo, non vorrei sembrare insensibile, ma sono destinate magari a avere dei problemi, no? Invece se uno fa verifica e miglioramento e si concentra sull'analisi, già da lì può avere degli spunti perché si mette in discussione. Tutto assolutamente lì. Sì, assolutamente. E io ho capito che è una presentazione fatta da entrambi, così è una presentazione dinamica. Sì, anzi è più la mia Valentina poi di fianco, il mio braccio destro che poi svilupperà il tutto e è sicuramente più piacevole di me da vedere e da sentire. Siete ancora in giro per l'Italia con la 500 o siete di nuovo a Belluno? No, io sono a Belluno, è stata una giornata molto simpatica. 500. Allora, sì, perché dopo magari se c'è tempo magari vi parlerà anche di quella esperienza. Sì. Allora, bene, passo a voi la parola e grazie mille. Grazie mille a voi e grazie al Centro Consorzi. Noi abbiamo delle slide, qui possiamo inserirle. Diteci se per piacere si vedono. Un attimo solo, scusate. Vabbè, comunque io comunque posso parlare in ogni caso. Il tema è appunto l'analisi, strategia e pianificazione in azienda. Scusatemi con la presentazione. Ci siete? Ci siamo? Sì, tutto a posto, grazie. Bene, perfetto. Ok. Allora.
Perché fare analisi, strategia e pianificazione in azienda? Ma semplicemente perché sono i 3 pilastri fondamentali in cui un'azienda di successo si basa. Una è una conseguenza dell'altra fondamentalmente, no? C'è una visione, c'è lo sviluppo, c'è lo studio di un prodotto oppure di un servizio. Noi imprenditori tutti i giorni siamo di fronte a delle scelte, però bisogna fare con cognizione di causa, no? E anche nella comunicazione questa analisi, questa strategia, questa pianificazione deve assolutamente venire fatta. Perché fondamentalmente oggigiorno il periodo storico in cui stiamo vivendo non ci permette di buttare i soldini dalla finestra, non possiamo essere inefficaci fondamentalmente. E siccome ci sono gli strumenti apposta che noi possiamo avere attualmente per vedere che scenari ci sono e diminuire il rischio di insuccesso fondamentalmente. Ecco. Questo è il cappello e l'introduzione, che poi adesso andiamo a sviscerare assieme a Valentina e vi facciamo vedere come per noi è la soluzione migliore per approcciarsi sul mercato quando un imprenditore ha un'idea o vuole sviluppare la propria comunicazione aziendale. Quindi passo la palla già a te, così andiamo via anche veloci. Io prendo la palla e parto in realtà da un errore frequente. Quello che noi vediamo per esperienza è che tantissime volte si parte dai singoli strumenti. Quindi si arriva da noi, come da altre agenzie di comunicazione, voglio la pagina Facebook, voglio il sito web, voglio essere presente su Instagram, il che in sé non è un problema. Il problema è che quando noi andiamo a chiedere, bene, ma un sito web perché? Una pagina Facebook perché? Ma perché proprio Instagram e non un'altra cosa? Scopriamo che sotto in realtà non c'è una motivazione reale, non c'è un reale progetto. E questo a cosa porta? Porta un po' a quel concetto che si diceva prima, che poi gli strumenti non portano risultato, ma io ho sempre fatto così, e lì inizia un po' a incepparsi il meccanismo. Lo strumento non porta risultato, no, Facebook non fa per me, io l'ho provato, ho fatto post, ho scritto, ma non porta niente, quindi non voglio farlo, o ho il sito web, ma tanto non serve a niente perché non ci raccolgo nulla. Ma la domanda lì da farsi è un problema di Facebook, è un problema del sito o è magari un problema di non aver individuato il pubblico corretto per la mia comunicazione? Oppure ho individuato il pubblico corretto ma non ho trovato il giusto messaggio da dare proprio a quello specifico pubblico. E quindi la questione è andare un pochino più a fondo di questo strumento non ha funzionato, oppure ma questo strumento qui il mio concorrente o il mio vicino d'azienda lo sta usando, gli porta risultati, lo voglio anch'io. Quello che bisognerebbe fare è evitare di fare l'errore e dire no, non ha funzionato, ho fatto un disastro, mi ritrovo, come si diceva prima, magari a non essere più competitivo. Come posso farlo per riuscire appunto a evitare l'errore e anzi partire bene e fare le cose come si deve? C'è uno strumento che non è magico, ma che funziona come una bussola, che è il piano di comunicazione. Piano di comunicazione che oggi andiamo a vedere molto, molto brevemente, molto velocemente di cosa si tratta e un po' come si va a costruirlo, a cosa serve e come poi lo si utilizza questa bussola. Fondamentalmente per andare a fare un piano di comunicazione ci sono proprio degli step precisi. Si parte da un'analisi della situazione, quindi una sorta di fotografia di quello che è il momento attuale in cui si comincia a dire ok, voglio andare a pianificare la mia comunicazione. Si vanno a fissare gli obiettivi, si va quindi a elaborare solo a quel punto una strategia, che è un po' la visione a lungo termine, e dopodiché si vanno a elaborare le singole tattiche, che poi sono l'insieme delle azioni che vado a fare più sul breve periodo, e si va a misurare tutto quello che sto facendo funziona, se funziona proseguo, se non funziona torno indietro nel mio percorso e vado a rivedere la strategia, la modifico la tattica. Adesso brevemente andiamo a vedere punto per punto cosa sono un po' questi vari segmenti che vedete qui.
Analisi della situazione, la prima cosa che chiaramente vado a vedere è l'azienda e uno potrebbe dirmi, vabbè, ma chi meglio di io che sono l'azienda stessa può conoscerla? Perché un consulente, perché un'agenzia dovrebbe venire da me e saperne più di me? Ma assolutamente non ne sappiamo più dell'azienda ed è proprio dall'azienda stessa che si parte, quindi si parte solitamente da un'intervista dove vengono messi in evidenza i vari aspetti. Si parte sicuramente dalle cose molto semplici che vedete qui, che sono la descrizione, quindi ci sarà sicuramente una storia oppure sarà un'azienda che sta partendo. Se anche sta partendo come startup o come nuova azienda, comunque avrà già fissato dei valori, avrà una mission, avrà una vision, avrà una sua idea di come deve essere. Dovrebbe esserci, non sempre è così definita, tante volte lavoriamo proprio sulla definizione di questa, la cosiddetta Unique Selling Proposition, ovvero perché il mio prodotto o servizio è diverso da quello della concorrenza, qual è il mio messaggio unico che solo io ho. Posso andare a fare, anzi è direi fondamentale andare a fare un'analisi, quella che è la cosiddetta analisi SWOT, quindi punti di forza e punti di debolezza, quella che vedete qui su questa slide come immagine. Questa l'abbiamo tratta da un piano di comunicazione che abbiamo fatto proprio per un cliente, e qui si vanno a mettere proprio giù i punti, quindi individuati i punti di forza e le opportunità che posso cogliere, dall'altra parte i punti di debolezza e le minacce da cui comunque io devo riuscire a ripararmi, perché anche qui è meglio pensarci prima che non quando poi è successo il disastro. È importante anche capire il posizionamento, inteso come quale posizione io occupo come azienda nella mente del mio consumatore, della persona che ho davanti a me, perché magari io internamente come azienda ho un'idea e poi non è assolutamente quella che viene percepita fuori. E questo è l'ultimo punto che vedete qui, quindi come viene percepita l'azienda dall'esterno. Posso farlo con delle interviste, con dei questionari, ma anche andando a vedere, da un lavoro che insomma noi abitualmente facciamo, andare ad analizzare le recensioni, andare a fare quello che è il cosiddetto social listening, cioè vado a vedere nei canali anche non proprietari dell'azienda cosa si dice di quell'azienda, se ne parla bene, se ne parla male, non se ne parla affatto. E quindi qui, con questo primo passaggio, già ho fatto un bel lavoro, ho individuato intanto il chi sono io e come azienda e come mi propongo. Sicuramente l'altro passaggio importantissimo, l'azienda lo conosce, il consulente, l'agenzia no, è individuare i prodotti e servizi. Qui non vado a fare un banale e semplice, che poi a volte non è proprio così banale e semplice, ma censimento dei prodotti, ma vado anche a capire, avrò dei prodotti o dei servizi che sono fondamentali, ne avrò altri che sono accessori, avrò dei prodotti o servizi che vengono più venduti, altri che fanno proprio fatica, avrò prodotti su cui ho un'alta marginalità e altri su cui ho una marginalità più bassa. Bene, stabilito tutto questo, la mia comunicazione cosa dovrà andare a fare? Andrà a puntare sui servizi fondamentali o magari alcuni strumenti andranno su quelli, altri sugli accessori? Voglio andare a spingere quelli che già sto vendendo perché magari investendo lì vendo ancora di più, oppure magari vado proprio su quelli che stanno facendo un po' più fatica. Sono tutte decisioni strategiche che è importante prendere prima di andare a comunicare. L'altro punto importantissimo che a volte ci si dimentica è chi sta dall'altra parte, ovvero il cliente. Perché? Perché prima di produrre qualsiasi tipo di contenuto, ma anche prima di scegliere un canale, io devo sapere chi ho davanti, proprio perché se io so chi ho davanti, so anche dove andare a trovarlo. Se so chi ho davanti, so anche come parlargli e anche quali argomenti, quali contenuti andare a dare a questa persona che ho davanti. Lo strumento che noi utilizziamo è sono la costruzione delle buyer personas, che sono proprio delle persone immaginarie che siano rappresentative del mio target, dei miei target in realtà, quindi non vado a fare una buyer persona, ma ne vado a fare tante quante sono le tipologie di target che io do. Quindi avrò magari più donne, qui abbiamo Sandra, ma magari avrò anche una Valentina, che avrà un'età diversa, che avrà paure diverse, che avrà abitudini d'acquisto differenti, così come avrò gli uomini. Avendo in mente queste persone, a volte si usano addirittura delle fotografie per immaginarsele quanto più possibile, io so che paure hanno, quali bisogni hanno e quindi so andare sia a prendere nel canale giusto che andare a costruire un messaggio che sia proprio giusto per rispondere a quella persona che quando vede quel messaggio dice ah, ma sta parlando proprio a me.
Non è assolutamente un esercizio di fantasia questo, non mi metto lì e mi immagino semplicemente, ma parto da, se ce li ho perché sono un'azienda che insomma è già sul mercato da anni, vado a vedere quelli che sono i clienti attuali, quindi vado a fare comunque delle interviste interne, ovvero parlo con i reparti che hanno a che fare con il cliente, un front office, un servizio clienti, chi sta allo sportello, chi comunque ha a che fare con le persone. Vado a raccogliere dei dati perché avrò un gestionale, un database aziendale dove posso vedere più o meno, sono più uomini, donne, magari se ho i dati sulle fasce d'età. Altra cosa che posso andare a fare è prendere gli strumenti di comunicazione che io già ho e vedere i dati. Google Analytics, tipicamente per i siti web, Facebook Insight, se uso la pagina Facebook, LinkedIn Insight, Instagram, tutti questi strumenti online hanno poi i loro strumenti di misurazione. L'altra cosa che posso andare a fare è andare a fare interviste e questionari all'esterno, perché magari ho un'azienda che sta partendo, ho una startup, quindi non ho né i clienti attuali, insomma, che già sono i miei clienti da andare a analizzare, non ho dati perché sto partendo ora, posso partire già da un'idea e andare a fare delle interviste fuori. Chiarito anche questo punto, ho guardato internamente, vado a vedere anche un po' fuori e quindi vado a vedere il contesto nel quale mi muovo e vado a vedere i competitor. Questa è una domanda abbastanza spinosa perché di solito quando facciamo questa, chiediamo chi sono i tuoi competitor, nessuno. Perché si pensa, beh, ma comunque io offro un servizio che è di qualità, è di tutto verissimo, e è quella famosa tutti di qualità, esatto, è la famosa unique selling proposition di prima, quindi è bene che io offra un servizio che si differenzia, ma questo non vuol dire che non ci siano altri. Tante volte, vi faccio un esempio banale, magari ho un negozio locale e anche nel raggio di chilometri non ha effettivamente nessuno che quello specifico prodotto lo vende, perché ha un'esclusiva, lo vende solo lui. Ma non ci possiamo dimenticare che c'è un e-commerce che magari lo vende. Quindi in realtà non c'è più solo la concorrenza di quelli che sono i miei vicini, ma c'è un mercato che è veramente molto ampio. Qui per esempio vedete un altro esempio tratto da un altro piano di comunicazione e analisi che abbiamo fatto, dove c'erano stati segnalati dei competitor dall'azienda. In realtà noi ne abbiamo trovato uno che loro non avevano mai visto, mai sentito, e che lavora online, e comunque è stata un'informazione fondamentale per loro perché non avevano idea di come si stesse muovendo in qualche maniera anche il mercato, quindi era una cosa da non sottovalutare. Quindi ho guardato, cosa guardo dei competitor? Guardo anche loro come comunicano, non per copiarli, ma per capire come si stanno muovendo, per capire se ci sono magari delle nicchie che loro non stanno sfruttando e che posso sfruttare io. E comunque per avere idea di cosa c'è intorno a me. Fondamentale anche questo, cosa ho fatto fino adesso. Salvo appunto io stia partendo da nuovo con un'azienda nuova, avrò uno storico. Cosa devo andare a fare? Vado a vedere tutti i canali che ho utilizzato, online, offline, e ne faccio proprio un elenco. Vado a vedere quanto questi sono coerenti, cioè, un esempio semplicissimo, magari in Facebook ho scelto di usare un linguaggio super amichevole, super friendly e poi mi rendo conto che però le mail che vengono mandate dall'interno, dall'amministrazione, ma anche dai dipendenti stessi, sono iper super formali. È vero che ogni canale può avere un pochino di differenza e bisogna andare ad adeguarsi, però deve essere sempre riconoscibile la voce dell'azienda. Tra i vari canali ci deve essere coerenza, così come deve esserci coerenza tra quella che è l'azienda, perché magari ho fatto un sito web 10 anni fa, nel frattempo sono cambiato, devo rivedere alcune cose. L'altro ultimo punto che è importantissimo, che è quello che vedete rappresentato qui nell'immagine, è andare a vedere l'efficacia dei canali. Ancora una volta, se parlo di strumenti web soprattutto, ho la possibilità veramente di misurare qualsiasi cosa, quindi vado a vedere da dove mi arriva il traffico, qual è il canale più profittevole. Ci sono canali che magari sto investendo un sacco di tempo, ma non mi portano assolutamente a nulla. Quindi questo primo bilancio di quella che è la situazione della comunicazione è un passaggio veramente importantissimo. Sì, scusa, tra l'altro mi viene in mente sempre con un cliente, faccio un esempio proprio pratico, si può dire anche a 100 stufe, noi li curiamo la parte dei social e loro sono un'azienda storica ma giovane perché è da poco che hanno rilevato l'azienda e il social va a bomba, però
abbiamo visto che hanno un sito della preistoria, quindi un cliente va all'interno di Facebook in questo caso, poi va a fare una ricerca in internet, va all'interno del loro sito e non ci si trova più, non rispecchia l'azienda che è in realtà, perché comunque si vede bravi ragazzi e lavorano in maniera molto molto professionale. Quindi anche questo è un problema, diciamo, ecco. E non da poco, direi. L'ultimo punto che abbiamo voluto inserire in realtà prima di passare agli obiettivi è una cosa che è centrale, ma anche questa è spinosissima. Ok, voglio fare comunicazioni, quali risorse voglio mettere a disposizione della mia comunicazione? Quali risposte riceviamo noi a questa domanda? Non lo so, fate voi, poi vediamo. In realtà il fate voi, poi vediamo è una cosa che non funziona molto, ma vi faccio un esempio proprio semplicissimo per capire questo concetto. Ipotizziamo di voler fare un bel viaggio, ipotizziamo di voler andare a Roma. Per andare a Roma posso magari decidere di andarci in macchina o con il treno. Già dalla macchina al treno cambia il tempo che io impiego per andarci. Mettiamo che ci posso mettere tra le 5 e le 7 ore, dipende dalla macchina, dal treno, più scambio o meno. Potrei però anche dire, beh, guarda, io ho un sacco di risorse economiche a disposizione, prendo un jet privato e ci metto molto meno tempo. Sono sempre comunque partito da Belluno per arrivare a Roma e mi sono sempre spostato con uno strumento. È lo stesso concetto che avviene nella comunicazione. Uno stesso obiettivo, magari con delle risorse più importanti, posso raggiungerlo in meno tempo o con un tipo di strada. Con delle risorse minori non è detto che io non possa arrivare a quell'obiettivo, però magari ci impiegherò 1, 2, 3 mesi di più o magari dovrò fare una strada differente, dovrò escludere delle tappe, non potrò permettermi di fermarmi ad ogni autogrill a bermi il caffè, per esempio, ok? Quindi avere chiaro fin da subito qual è il budget che io voglio destinare alla comunicazione è un aspetto molto importante, anche perché altrimenti si rischia di trovare l'offerta del momento, non scegliere consapevoli, ma dire sì, ok, mi hanno fatto un prezzo, beh, più o meno può andare bene, mi aspettavo di più di meno. In realtà dovrebbe proprio partire a monte quest'idea. L'altro concetto è le risorse a livello di personale. La comunicazione può essere gestita anche internamente. La cosa che noi vediamo funziona benissimo, per esempio, fare un lavoro a 4 mani tra di comunicazione e comunque un referente interno che può essere più o meno operativo. Importantissimo è che chi gestisce la comunicazione sia in grado di farlo, ma abbia anche il tempo per farlo, ricordandoci che è vero che interno non pago un'agenzia, però quel tempo che quella risorsa mi investe per gestirmi la comunicazione non sta facendo quello che magari è il suo compito principale. Quindi è importante tenere conto di tutti questi aspetti. Magari non è anche profilato, non bene, però lì poi la competenza, sì, no, quella ci deve essere di sicuro. Poi sono degli aspetti che gestiti internamente con una bussola, con indicazione, funzionano ancora meglio. Quindi anche la domanda che spesso viene fatta, meglio gestione interna o esterna, dipende, l'importante è sapere cosa è l'idea, qual è il mio obiettivo. E appunto obiettivi, domanda delle domande, potrebbe stare addirittura all'inizio questa, perché comunichi? La risposta, vengo da voi perché vorrei più like alla pagina, perché vorrei più follower, perché vorrei più visite del sito, in realtà qui non ci si sta rispondendo, non è l'obiettivo di business, non è l'obiettivo di comunicazione, ma quello può essere un indicatore di performance, nel senso che so che, se la pagina sta crescendo, bene, ma la sto facendo crescere per quale motivo? Sto portando 1000 visitatori in più al mese, ma per quale ragione? Fondamentalmente i motivi per cui si fa comunicazione sono 3, se proprio vogliamo tagliarli un po' con l'accetta, ma comunque avendo la rappresentazione di quelli che sono. La brand awareness, cioè farmi conoscere da quante più persone possibili, o comunque dalle persone che a me interessano. Vendere online, quindi obiettivo dell'e-commerce, o se non ho un e-commerce, di solito sia online con un sito, con tutto il resto, per raccogliere contatti che poi possono essere richiesti preventivo, con quello che è tutto il percorso che poi normalmente si fa con un commerciale, con quella che è la struttura dell'azienda. Chiaramente sotto a questi poi ci sono dei sotto-obiettivi, perché la brand awareness potrebbe essere
devo costruire un'immagine nuova per un'azienda che parte, o potrebbe essere mi sono resa conto che non è giusta più l'immagine, non mi rappresenta più, quindi devo cambiarla, oppure devo rafforzarla, perché io so che sono così, ma fuori non mi vedono così. Il vendere online, anche qui si aprono tanti sotto-obiettivi, perché potrebbe essere che voglio vendere online nel senso di avere più clienti, vendere di più per arrivare a più clienti, così come potrebbe essere ho già un buon pacchetto clienti, voglio aumentare lo scontrino medio. Questo funziona online e anche offline in realtà. Raccogliere contatti, ma potrebbe essere anche, oltre ad avere nuovi clienti, fidelizzare di più quelli che ho già. Capite bene che in base a questi obiettivi qui cambia poi veramente tutto il resto. E si arriva finalmente a scegliere quella famosa strada di cui sopra, di Roma, perché io ho chiaro chi sono, a chi sto parlando e quindi anche come, ma anche dove trovarlo. Ho chiare le risorse che posso investire per arrivare dove è la mia meta. A questo punto mi resta la parte, quella che a noi piace di più alla fine, perché è la parte in cui si decide questa strada come deve essere. Si decidono gli strumenti, si va a decidere se faccio un contenuto video, un audio, un testo, una grafica in un modo, una grafica in un altro, e ho scelto di usare proprio la parola scegliere, appunto, i canali, perché non è assolutamente vero il fatto che devo essere presente ovunque. Come avete visto, ma insomma l'avrete anche capito da questo discorso che abbiamo fatto, il canale va scelto in funzione dell'obiettivo, del pubblico, del chi sono io. Perché per farvi anche qui un esempio molto semplice, se io facendo tutto il mio lavoro di analisi ho capito che il mio pubblico ideale è di donne dai 45 ai 60 anni, che però per qualche ragione ho capito che la maggior parte non sono tanto avvezze a usare l'online, e sui social non ci stanno, eviterò di investire tutto il mio budget di comunicazione su Facebook, perché tanto lì il mio pubblico non c'è. Viceversa, se io dovessi andare da un pubblico molto giovane che invece mastica digital, magari non vado a fare lo spot su una radio locale, perché sarebbero comunque investimenti che non vanno a buon fine. Quindi qui non sono performanti, è uno spreco comunque di risorse. E qui finalmente abbiamo un po' chiuso il cerchio, no? La richiesta iniziale è quindi dire faccio una pagina Facebook, faccio un sito internet, faccio Instagram, faccio email marketing, tutto quello che posso andare a fare. Qui lo decido con una consapevolezza totalmente diversa. C'è un percorso e so perfettamente per quale ragione io vado a scegliere di fare determinate cose. Finita tutta questa bellissima parte in cui non abbiamo ancora fatto nulla di operativo, arriva proprio la parte pratica, arriva quella in cui comincio a postare i post, a scrivere contenuti, a rifare il sito web, e comincia però tutta un'altra storia che non è quella che vi stiamo a raccontare adesso, perché altrimenti siamo più un'altra ora. Ed è un po' magari la strada. La strada per arrivare a noi. Guarda, una presentazione chiara e limpida. Volevo chiederti se mi potevate fare, se posso dare un consiglio, insomma, qualche best practice. Non so se ovviamente avete un contratto di segretezza professionale, no? Con la NASA. Sì, no, nel senso, fare qualche buona riuscita, no? Perché su questi temi va dall'artigiano che fa finestre all'estetista. Io spero anche questo di non essere letta come una gaffa. Le estetiste, le parrucchiere sono passate dal fax dopo tanti anni che la gente aveva chiesto comprati il fax a Instagram, no? Quindi alla fine certe funzioni legate al computer, mail, eccetera, privacy, andale, no? Fondamentalmente magari può essere successo, e questo non voglio fare una definizione generale generica, però diciamo che certe categorie che non sono strutturate con delle figure interne, no? Sì. O magari che non hanno avuto questa sensibilità, a volte possono aver fatto degli errori mossi dall'istinto invece che essere andati da delle aziende professionali come potete essere voi, ok? Quindi volevo chiedervi se avete magari
per tipologia, 1 o 2 tipologie, qualche buona prassi, in modo tale da far toccare con mano, no, un discorso legato a numeri, un raggiungimento del risultato, se era possibile, insomma. Anche senza sto pensando più che altro a... Prima ho fatto dei nomi, ma... No, non volevo far proprio dei nomi, ho sentito anch'io, ma intendo dire legati magari all'applicazione di determinate... Ora, io ti posso dire questo perché tu hai toccato un argomento interessante. Quando noi facciamo questi discorsi si tende a pensare, vabbè, ma queste cose sono solo per le grandi aziende, per le aziende strutturate. Se io sono magari appunto un artigiano che ho la mia attività, sono un estetista, sono un parrucchiere, ho un negozio, queste cose non fanno per me perché si pensa che fare pianificazione chissà che cosa voglia dire. In realtà io dico sempre che serve quasi di più a chi è più piccolino, proprio perché ha magari meno risorse rispetto al classico esempio della Coca-Cola che può investire e permettersi anche di sbagliare, perché può farlo un po' di più e deve scegliere ancora con più scrupolo e con più attenzione. Chiaramente lì sarà un piano più semplice in cui andrò a scegliere determinati canali e che va a scardinare proprio quello che dicevi tu, perché tante volte si parte, c'è Instagram adesso, trasloco quello che prima facevo magari col volantino, lo piazzo su Instagram. Ed è un disastro il più delle volte, ed è un disastro che chiede anche un sacco di tempo, perché poi è quello che dicevo all'inizio di un po' di questa presentazione, no? Io ho provato Instagram, per me proprio non funziona. In realtà quello che noi abbiamo visto è sicuramente i social funzionano, sono una cosa che anche per le piccole attività locali funzionano. Sì. Il suggerimento che diamo è calcolare fin dall'inizio di affiancare l'attività di post delle campagne a pagamento, perché altrimenti c'è da mettersela via. Facebook è già così, Instagram lo sta diventando. Se non si investe per far vedere a più persone i nostri contenuti, stiamo lavorando veramente per un numero sempre più ristretto. Quindi sicuramente una best practice è questa, cioè pensare fin da subito ad investire anche con questo canale. Sì, ma poi anche il fatto semplicemente di sti like, ormai i like non se ne frega più niente a nessuno, bisogna anche sfatare questo mito di avere 10.000 like, non se ne frega a nessuno, bisogna strutturare delle campagne per portare poi risultati concreti, basta, poche ciacole, no? Una più concretezza. Quindi, no, c'è il discorso che dice. Sì. Anche con budget ragionevoli, adatti proprio all'investimento, deve essere corretto per avere un ritorno poi sull'investimento, perché magari vado a investire tantissimo per vendere servizi che non hanno margine, non ha senso, però si può fare. Esatto, c'è da dire appunto anche della marginalità. Se io ho un prodotto che ti vendo a 50 euro, margini 10%, capisci che se ne spendo 6, magari posso venderne anche 1.000, ma non è corretto, non è la soluzione corretta, no? Quindi ci sono varie tematiche, per quello che noi cerchiamo proprio di essere all'interno delle aziende nostre clienti, proprio per questo motivo qua. Poche, ma assieme, ecco. No, se posso vi chiederei anche a voi le slide, in modo tale, se volete rivederle un attimo, se volete darmi, sono proprio belle, indicate, in modo tale da girarle anche ai contatti, non soltanto quelli qui presenti, ma anche a tutti quelli che ricevono la nostra newsletter. Io vi ringrazio tutti quanti, allora gli intervenuti, e saluti anche della presidente Michela Barattin e del segretario La Grua Francesco, che purtroppo non sono qui presenti per impegni una istituzionali e lavorativi la seconda,
E ricordo che è possibile iscriversi a Rete Imprese Dolomiti. Rete Imprese Dolomiti ha fatto una politica legata ai costi associativi, sono stati dichiarati e sono anche belli visibili, da 100 euro per le ditte individuali senza dipendenti, 150 euro per le aziende fino a 4 dipendenti e 200 euro per le aziende da 5 dipendenti in su. Di solito le aziende dicono mamma mia quanti soldi, in verità non sanno che spesso i contributi associativi sono inseriti all'interno delle trattenute INPS e INAIL, quindi per tutti quelli che ci ascoltano eventualmente provate ad andare a guardare il bilancio nelle voci contributi associativi e quote associative e lì magari ne riparliamo sui costi molto esigui, quasi 1/10 rispetto a quanto pagano in altre associazioni. Questo non vuole essere fatto soltanto come spesso dicono una opportunità da venditore per convincerci a lasciare altre associazioni. Credo che sia inutile eventualmente pagare le iscrizioni a più associazioni, credo però che la qualità sia il presupposto minimo per cui per incominciare a parlare, no? Quindi va bene, io ringrazio tutti. C'è Stefano, volevi un attimo la parola, che ti vedevo, Stefano? Saluti anche tu. Allora, grazie a tutti e ci sentiamo per la prossima volta. Il prossimo convegno che viene organizzato sarà mercoledì 28 ottobre, credo di rivedere leggermente l'orario, speriamo di farlo in presenza e di farlo un po' nel tardo pomeriggio perché ho visto che questo orario fa difficoltà la gente a parteciparvi, anche se era quello che era stato richiesto l'ultima volta. Quindi va bene, grazie a tutti e a presto. Grazie, buona giornata, grazie.